Anche oggi ennesimo incidente sulla statale Romea. Allora, io sono già intervenuto in diverse occasioni per dire che di fatto non è colpa della strada. Ecco, non è che la strada ti tagli la strada. C'è comunque a monte un qualcosa, diciamo, che interviene e che fa sì che accadano gli incidenti stradali. Ma non è ammissibile, ancora una volta, come è accaduto con l'incidente mortale dove hanno perso la vita 3 persone e come sta accadendo oggi, che Arriva Veneto sospenda le partenze da Venezia e da Chioggia con le linee 80-85, praticamente facendo rimanere a piedi i pendolari, i tantissimi pendolari che da Chioggia partono e vanno a lavorare a Mestre e a Venezia. In città metropolitana, con l'ente di governo, si sono decisi dei percorsi alternativi in caso di incidente stradale, però anche oggi corse bloccate. Allora, per questo chiederò fortemente alla città metropolitana di riconvocare un tavolo con Arriva Veneto per trovare una soluzione definitiva, ecco, non provvisoria, definitiva, ricercare eventuali altri percorsi alternativi, perché mi dicono che alcune strade siano comunque di ridotte dimensioni, ma dobbiamo sistemare questa situazione perché purtroppo gli incidenti stradali sono comunque purtroppo frequenti su questa statale, ma non è ammissibile che centinaia di pendolari rimangano a piedi e non abbiano un mezzo di trasporto che li porti o a lavoro o che li riporti tranquillamente a casa. Quindi nelle prossime ore chiederò alla città metropolitana di convocare un tavolo urgente insieme alla società Arriva Veneto per capire come risolvere questa situazione. Anche oggi pullman fermi, non posso accettare questa situazione.